No, I'm not a writer. Miseria, ci annoiamo a morte noi. Cioè, dopo 2 giorni fermi qui, stiamo già impazzendo. Adesso andiamo via. Torniamo, non lo so dove andiamo, però andiamo. E buongiorno Italia, beh buongiorno, forse è la continuazione della puntina che già stavo facendo, sì può essere, i soliti spezzoni. Allora, oh, non so se ho preso un dosso o cosa, vieni. Cioè, m'ha fatto cadere giù il bagno, porca miseria anche il pezzo qua, adesso attacchiamo, adesso facciamo. Eccola, ripristinato il tutto e ci ho messo 2 viti più grosse, vedi, una e una 2, sì. Ok, aggiornamento. Allora adesso sono passato alla sigaretta elettronica, il tabacco, quelle poche briciole di tabacco le lascio qua in camper e sono invitato a mangiare la pizza fatta in casa a casa della Lescia, quindi dico io, no? Te capi? Sì, è l'ennesima tentativo di smettere perché l'altra sera ho avuto un po' di fastidi, cioè incapacità di deglutire il cibo, quelle cose lì, sai che più una cosa, provate a informarmi un po' dopo, ovviamente sai che quando ti informi su internet trovi sempre il peggio del peggio, però insomma una cosa un po' più fattibile è il fatto comunque che la nicotina ti crea, come ho sempre detto, ho sempre cercato di spiegarti, queste specie di disincronizzazioni tra il cervello e il corpo, no? Cioè tu credi di comandare il corpo in un certo modo, in realtà non c'è questa sincronizzazione con il cervello, no? La nicotina è un veleno, ti crea questi neurodisturbi, in più braccia formicolate, eccetera eccetera. Adesso vabbè, un po' attacchi di panico, ho preso le gocce di Bach e quindi niente, da tagliarsi senz'altro. E ho trovato poi anche, sì, dopo vabbè, io sono anche tanto, come si dice, no? Quelli che si immaginano le malattie e dopo ce le hanno, no? Psicosomatico, no, ma a parte quello, chi soffre di psicosomaticità aveva un nome ma non mi ricordo cosa, vabbè, e quindi sì, basta non pensarci, alla fine tocca, stai anche meglio. Però insomma ne parlavo con l'altro full timer, quello col furgone, quello del video, full timer ovunque, mi dice anche lui sì, ti capisco benissimo, anch'io, però ragazzo io ho 60 anni e te ne hai anche 36, quindi effettivamente bisognerebbe darci proprio un taglio a sta roba. Solito discorso, quando stai malino sì, ce la fai a smettere tutto quanto e dopo appena stai un attimo bene ritacca, te la riattacchi, è lì la ciavatura e poi dici ma ne fumo poche, sì ok magari il primo giorno e dopo si ricadi. L'unica è tagliare proprio, adesso il tabacco non l'ho comprato, era rimasto proprio un culetto di briciole, il tabacco non l'ho comprato. Sono qui con quella elettronica, come ti ho detto prima, che però contiene anche quella nicotina, quindi non è proprio la stessa cosa, però insomma l'effetto nicotina quello te lo pinzi comunque. Credo di aver fatto un liquido molto leggero di nicotina, ma in ogni caso c'è, la senti ovviamente che c'è. Vabbè, da darsi il taglionetto sembra facile, ma io ho 36 anni e da quando ho 16 anni che fumo, 15-16 anni, quindi ho passato più tempo della mia vita a fumare che capisci, sì, è brutto da dire, però è così insomma. E quindi niente. Riproviamo per l'ennesima volta, vediamo come va. Beh, da una parte mi sono anche straviato, però dall'altra, quando stai magari da solo, quando c'è troppa calma, silenzio, tranquillità, eccetera, chi è un pigna in culo come me, che appunto ha questi masochismi psicosomatici, no? È molto più facile avere tipo attacchi di panico, comunque attacchi d'ansia, o comunque qualche piccola magagna che hai, che può essere anche un leggero mal di gola, qualsiasi cosa, te la ingrandisci. Ovviamente questa, sai, non è una regola per tutti, è una caratteristica di certe persone, no? E proprio a me doveva capitare, porca troia. Vabbè dai, comunque adesso dalla Lecce vado molto volentieri, che così mi stravi un po', sai, non ci si pensa a ste robe, stai più leggero. Spero non ci siano difficoltà con la pizza, ma anche il discorso no, della difficoltà di deglutizione. Pensa che ho dovuto buttare via anche una mela, non sono riuscito a mangiarla, era anche una melinda, era buona, perché troia, vabbè. E con questo discorso qua più ci pensi e più effettivamente meno riesci a deglutire, però ho visto che
nei momenti in cui proprio non fumo, lì il problema non sussiste. Poi vabbè, altra cosa importante effettivamente che io ho tralasciato per motivi di tempo è l'attività fisica, e adesso fa un freddo becco, però insomma vabbè, bisognerebbe fare un qualcosina anche per le braccia, non solo per le gambe, le camminate, qualcosina anche per le braccia, e anche un qualcosina di, tra virgolette, cardio, passami il termine, tipo non so, giocare a tennis, quelle cose lì non sarebbe male, in modo da dare un po' anche un senso, no? Cioè un appagamento a questo smettere di fumare, perché altrimenti fidati, da fumatore è un sacrificio, cazzo, cioè è una roba che sei abituato a fare, che ti piace e devi rinunciare così, porca troia, è l'eterno contrasto. Qua che mi vedi mi sto contraddicendo da solo perché il mio cervello prova a dire no Yuri, ma pur di avere la scusa buona di fumare, siamo fatti così, una caratteristica umana estremamente radicata nel nostro essere. Te l'avevo già menzionato, questa sorta di istinto di difesa che inizialmente nei secoli che furono era presente nel corpo, cioè l'istinto di difesa del corpo, tipo non so, le vertigini perché puoi cadere, lo scottarsi, quindi, o comunque l'allontanarsi dal fuoco perché puoi bruciarti e via discorrendo. Dopodiché l'uomo con la formazione di questa sua parte razionale del cervello, questo suo espandere la parte razionale del cervello, ha trasportato questa sua autodifesa corporea in autodifesa psicologica. Infatti se tu noti, tante persone, pur di non contraddirsi con gli altri o con se stessi, tipo me adesso del fumo, si arrampicano sugli specchi, cioè trovano le scuse più assurde, e purtroppo è così, ragazzi.